Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. Manca l'acqua nelle case con i cittadini costretti ad andare nelle fontane, manca l'acqua nei campi con le colture a secco, manca l'acqua anche per i foraggi e quindi per gli allevamenti. Insomma, la Sicilia è a secco. L'ennesimo inverno senza piogge, sono stati ben 4 di fila e anche i prossimi mesi forse non promettono niente di buono, hanno reso la situazione che già era preoccupante adesso drammatica. In questo momento, pensate, in 142 comuni siciliani le forniture di acqua potabile per la popolazione sono state ridotte. Tra questi comuni ci sono ad esempio Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Gela. Il 3 aprile scorso il presidente della regione Schifani ha richiesto lo stato di emergenza nazionale al Consiglio dei Ministri e fra le misure che ha richiesto c'è stato anche l'invio di navi cisterna delle forze armate. Di questo parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito. Abbiamo Gesualdo Busacca, uno degli attivisti di ultima generazione. Benvenuto. Grazie, buonasera. E poi Tommaso Castronovo, presidente di Lega Ambiente Sicilia. Buonasera. Benvenuto anche Grazie lei. per l'invito. E Ignazio Gibino, vicepresidente di Coldiretti Sicilia. Un caro saluto a lei e a tutti i telespettatori. Allora, la situazione, dicevamo, è drammatica, ce ne siamo accorti tutti, se ne è accorto anche il governo, ma per alzare la voce e attirare ancora di più l'attenzione, a Palermo un gruppo di attivisti, la regia può già mandare il video, ha riproposto i gesti di una volta, cioè quando l'acqua non arrivava nelle case, i panni si lavavano al fiume o alla fontana. Ecco, questo è il video, avete lavato stoviglie e panni. Gesualdo, mi sembra che ci sei anche tu tra questi attivisti. Sì, esattamente. Intanto, grazie per sottolineare quanto sia grave la situazione della città in questo. Ecco, visto che vi hanno portato via, c'è stata una sanzione, cosa hanno fatto? Cosa avete rischiato, insomma? Sì, noi abbiamo preso delle denunce per manifestazione non autorizzata, io ho preso anche una denuncia per atti osceni in pubblico per appunto queste azioni. Ma qual era l'atto osceno? Lavare le stoviglie? Sì, esatto. Non vi siete fatti il bagno? Sì, eravamo nella fontana. Sì, ma dico, non eravate nudi, voglio dire, non era un atto osceno in quel senso? No, infatti. Il nostro è stato un gesto in realtà molto semplice, un gesto quotidiano che secondo noi si ripeterà molto a breve quest'estate quando purtroppo rimarremo senza acqua. Probabilmente saranno molte le persone in razionamento idrico, sono già 1 milione le siciliane e i siciliani che in tutta la Sicilia sono sotto razionamento dell'acqua. E quindi noi pensiamo che in una situazione in cui non ci sarà acqua per le persone, torneremo a fare dei gesti che appartengono forse al passato, andare a lavare i piatti o il bucato nelle fontane pubbliche. Per noi è anche un gesto di appropriazione dell'acqua e abbiamo scelto anche un luogo simbolico che è il Molo Trapezoidale di Palermo, che è un tempio del lusso, no? È il biglietto da visita per i turisti, per i croceristi, perché ci sembra che la politica in questo momento si occupi molto di più di accogliere i turisti e certamente il turismo è un settore molto importante per la nostra economia, però a noi che Schifani oggi già in un'intervista rassicuri i turisti dicendo le vacanze sono salve, sarà tutto a posto, non ci sarà razionamento idrico per i turisti, questo ci sembra veramente uno schiaffo morale nei confronti di milioni di siciliane e siciliani che già in questo momento sono a razionamento dell'acqua. Ecco, infatti, voi parlavate, ti interrompo perché poi torniamo così facciamo anche un giro di interventi. Scusami Gesualdo, dico, facciamo interventi brevi così poi magari a giro ritorniamo tutti. Ecco, voi, il vostro gruppo parlavate di questo rischio di tornare a fare gesti di una volta, ma in realtà il futuro forse è fuori luogo perché come sappiamo a Gela e ad Agrigento, l'abbiamo documentato nei nostri servizi all'interno dei nostri telegiornali, i cittadini sono già costretti, non dico a lavare i panni, ma ad andare a riempire i bidoni alle fontane. Veniamo al governo. Il governo ha chiesto lo stato di emergenza al Consiglio dei Ministri e ha
pianificato una serie di interventi. Questi sono i costi per un totale di 720 milioni di euro secondo delle stime, 130 milioni per le misure a breve termine, 590 milioni per quelle a medio termine. Vado da Legambiente con Tommaso Castronovo. Voi avete giudicato queste cifre astronomiche per opere esagerate? Sì, noi non vorremmo che non si ricadesse nel buio di 40-50 anni fa, quando si decise di dare sfogo alle opere ingegneristiche che tutti oggi noi ricordiamo, appunto quello delle grandi dighe, degli grandi invasi che dovevano dissetare la nostra regione, però appunto a distanza di 50 anni si sono dimostrate del tutto inefficienti, mal progettate e ancora realizzate ancora peggio. Non vorremmo che invocando l'emergenza, come di solito usano fare questi governi regionali, non ultimo appunto il governo Schifani su diversi settori, dai rifiuti all'energia, quindi anche all'acqua, si ripropongono opere inutili e interventi incapaci appunto di gestire non tanto l'emergenza ma la normalità. Noi dobbiamo ridare alla nostra terra la normalità della gestione dei cicli produttivi, dei cicli vitali. Così facendo, ricorrendo appunto invece a chiedere appunto lo stato di emergenza per ogni situazione, che non è poi un'emergenza, perché insomma una situazione del genere l'abbiamo già vissuta in altri tempi, non si interviene poi efficacemente su quelli che sono gli interventi e le opere utili. Ecco, fra l'altro pare che questa relazione allegata alla richiesta dello stato di emergenza, ma qui siamo un po' nel gossip, abbia fatto infuriare lo stesso presidente della regione, che l'ha ritenuta lui stesso forse un po' troppo alta, e forse qualche testa rischia di saltare. Cittadini dunque alle fontane, ma gli agricoltori e gli allevatori sono da tempo sul sentiero di guerra. Adesso mi rivolgo appunto a Ignazio Gibino. In particolare si dice che veramente l'allevamento sia a rischio perché il foraggio, l'abbiamo anche documentato noi, rispetto agli anni precedenti, insomma non c'è foraggio, non c'è fieno. Beh, è un disastro che a 360 gradi investe tutto il mondo agricolo. Chi ne paga le conseguenze in maniera più pesante in questo momento di certo sono gli allevatori. Voglio ricordare che abbiamo passato un'estate difficile, quella dell'anno scorso, in cui non abbiamo prodotto quasi fieno in Sicilia perché le piogge hanno spazzato via tutto, hanno mandato in marcescenza il prodotto sui campi, e quindi molti allevatori sono dovuti ricorrere a un'importazione di fieno proveniente dalle altre regioni italiane. Ma oggi stiamo anticipando addirittura la fienagione, proprio perché il foraggio sta abbandonando il terreno, cioè la vegetazione comincia a seccare come se fossimo in piena estate, e addirittura dobbiamo intervenire un mese prima rispetto a quella che è la fienagione canonica. Si parte quasi sempre dopo il 1° maggio in molte zone della Sicilia. Stiamo intervenendo invece in questo momento per cercare di salvare il salvabile. Ma questo per quanto riguarda il mondo degli allevatori, ma c'è il rischio di perdere buona parte della produzione anche cerealicola, di cui la Sicilia assieme alla Puglia, voglio ricordare, sono le 2 massime regioni per produzione di grano duro in Italia. Anche il grano in molte zone della Sicilia sta praticamente oggi scomparendo, sta essiccando, non perché è maturo, ma perché praticamente non ha più l'acqua sotto per poter continuare a vivere. Ecco, il governo sta correndo ai ripari, forse un po' in ritardo. Ecco, vi chiedo, di tutta la lista di cose che ha messo in campo, dalle navi cisterna ai dissalatori, poi sui dissalatori mi voglio soffermare in particolare con Legambiente. Ecco, secondo voi che cosa si salva, che cosa si può fare, quale deve essere la priorità in questo caso? Quindi lo chiedo anche, partiamo da Gesualdo e poi a rotazione un po' sento gli altri. Gesualdo Busa. Noi creiamo... Sì,
Noi crediamo che il governo non stia sicuramente agendo con l'urgenza che la situazione richiede. E il maggior ostacolo per noi per fare veramente qualcosa è proprio l'incapacità e la corruzione della classe politica che abbiamo in questo momento. Pensiamo al turismo, il governo centrale pensa a fare il ponte sullo Stretto di Messina e nel frattempo le persone che ci stanno guardando da casa hanno già l'acqua razionata. Quindi noi siamo anche un movimento politico perché chiediamo di una nuova democrazia, vogliamo riprenderci la democrazia. Per questo saremo a Palermo il 28 aprile per fare un'assemblea popolare proprio sul tema della siccità, in cui le persone comuni, le siciliane e i siciliani che si vedono rubare l'acqua in questo periodo potranno riprendere parola, e per questo andremo anche a Roma l'11 e il 25 maggio perché crediamo che il cambiamento che ci serve è un cambiamento politico. Pensiamo che le istituzioni non stanno veramente facendo l'interesse. Ci puoi anticipare cosa farete? Sarà un altro tipo di flash mob oppure un'assemblea, diciamo, tradizionale? Faremo un'assemblea, non abbiamo ancora stabilito i dettagli. Noi sicuramente incoraggiamo tutte le persone da casa che ci guardano, che vogliono farlo, di fare anche loro questo atto simbolico di andare a lavare i piatti e il bucato nelle fontane per attirare l'attenzione su questo tema e anche per riprenderci il potere che noi abbiamo come cittadini e cittadine che non stanno venendo ascoltate in questo momento. Ok, grazie. Vado adesso. Castronovo, fra le cose invece su cui sta puntando il Presidente della Regione, oltre alle navi cisterne, l'abbiamo detto, ci sono i dissalatori. Qua siamo agli eterni paradossi, i dissalatori che sono stati dismessi 10 o 20 anni fa e che adesso vengono ripescati. In Italia non è uno di quei cavalli su cui si punta, al contrario di altri paesi. Leggevo per esempio che in Spagna ce ne sono centinaia di questi dissalatori, a volte anche per le ricadute ambientali. Ecco, voi siete favorevoli o contrari a questo tipo di impianti? Noi non siamo favorevoli, tanto perché ha dei costi incredibilmente superiori rispetto a quelli ordinari legati appunto all'adduzione dell'acqua dalle sorgenti, almeno 20 volte superiore ogni metro cubo di acqua potabilizzata a seguito di dissalazione, a costi di produzione appunto pari a circa 20 volte quelle delle nostre sorgenti, almeno 4 volte rispetto invece alla tariffa, che tra l'altro è anche altissima, quella che viene proposta da Sicilia Acqua, quella di distribuzione. Quindi come è già stato dimostrato dal dissalatore di Porto Empedocle, sono costi che poi non possono essere gestiti e per cui poi si va incontro a quello che è la dismissione, l'abbandono, il degrado, insomma, di un'area che è stata industrializzata proprio a fini di quindi dissalazione. C'è un problema di costi che non pensavo, visto che l'acqua potabile l'acqua marina è una delle risorse che abbiamo a più a disposizione, ma poi c'era anche un problema di smaltimento di questa diciamo residui, quindi del sale, del salmastro. Sì, ci sono tante conseguenze ambientali che chiaramente non sono difficilmente gestibili, però appunto rispetto anche a tutti questi aspetti quello che registriamo è che nel tempo non si è intervenuti efficacemente per interventi di razionalizzazione delle nostre appunto infrastrutture idriche. Noi abbiamo oggi, come dimostrano ormai i dati che sono a disposizione di tutti, invasi che sono non utilizzabili, nonostante appunto ci sia una capacità piena o quasi piena di risorse idriche, a causa del fatto che si siano depositati negli anni dei sedimenti che rendono inutilizzabile gran parte dell'acqua presente in questi invasi. Questo a fronte di una scarsa manutenzione di questi invasi e soprattutto a una progettazione e realizzazione ancora peggiore. E poi appunto questi invasi gran parte non sono neanche collegati tra di loro, per cui insomma laddove appunto c'è una maggiore disponibilità non se ne può sfruttare per far fronte a delle emergenze o delle situazioni critiche, sia per usi idropotabili che per usi agricoli, e questo appunto è la dimostrazione di quando negli anni non si è pianificato quanto necessario per superare anche questi momenti di siccità, momenti di scarsa piovosità. A fronte anche del fatto che gran parte delle reti anche idriche cittadine sono dei colabrodo, come appunto dimostrano ancora una volta dati impietosi
che vengono pubblicati dall'ISPRA, dall'ARPA e quant'altri, che appunto registrano oltre il 50% di perdite d'acqua nella nostra rete di distribuzione. Sono interventi che dovevano essere fatti negli anni e non sono stati fatti, purtroppo. Non sono stati programmati, e come giustamente ha detto il nostro amico di Ultima Generazione, si preferisce dirottare i soldi su altri interventi meno utili per la nostra regione. Gibino, velocemente perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Volevo chiedere cosa pensate voi dei disallatori. Beh, i disallatori non rappresentano sicuramente la risoluzione di un problema. Ci sono molti agricoltori che li chiedono, vedi per esempio gli agricoltori della Piana Dedicata hanno manifestato in questi giorni chiedendo tali infrastrutture. Effettivamente sono opere molto costose nella realizzazione, molto più costose è poi la gestione dell'acqua, non perché l'acqua non è semplice poterla prelevare, ma i costi energetici per allontanare il sale appunto dall'acqua. Più che mai oggi è necessario intervenire direttamente sulle dighe che noi abbiamo. Bisogna ricordare che ci sono dighe progettate da oltre 30 anni, realizzate da oltre 30 anni e che non sono state mai collaudate, per esempio, quindi mantenute a un livello molto più basso rispetto a quello per cui sono state progettate, o addirittura dighe come quella della Gibesi, che rappresenta un'oscenità a tutti gli effetti, una diga realizzata, ma mai è stata collaudata, o addirittura è stata garantita la canalizzazione delle acque. Tutto questo non è possibile vedere poi allo stesso tempo arrivare una goccia d'acqua al mare dai corsi d'acqua. Mi riferisco per esempio al fiume Verdura nelle zone tra Ribera e Sciacca, e lì gli agricoltori molto spesso hanno visto attraversarsi sotto i baffi l'acqua e non c'era un sistema che ripompasse l'acqua per esempio verso la diga Castello. Tutto questo è impensabile, non vogliamo puntare il dito a quello che è il passato, ma oggi c'è la necessità di mettere il piede sull'acceleratore e trovare soluzioni immediate, ma non per quest'anno, per quanto riguarda il mondo agricolo, ma per gli anni a venire, perché oggi ci ritroviamo in questa situazione perché l'acqua spesso l'abbiamo vista perdere e non l'abbiamo accumulata. Ormai posso dire a tutti gli effetti che in molte zone della Sicilia i raccolti, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei seminativi, è praticamente quasi impensabile poter raccogliere. Benissimo, vi interrompo perché adesso dobbiamo fermarci, c'è una pausa per la pubblicità e poi facciamo credo un ultimo giro di commenti veloci. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando della Sicilia a secco, con quasi 1 milione di siciliani senza acqua, con 142 comuni dove l'acqua è razionata e con le inevitabili ricadute sia per quanto riguarda l'economia, l'agricoltura e gli allevamenti, sia la qualità della vita dei cittadini. Il governo ha chiesto lo stato di emergenza nazionale e ha chiesto fra l'altro l'invio di navi cisterna. Ricadute sul turismo? Tutto bene, tutto ottimismo, ci sarà l'acqua garantita per i turisti? Non tutti sono d'accordo. Sentiamo il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Non può convivere con una carenza idrica così seria. Quindi lei è pronto a? Quindi eventualmente io sarò pronto se non si risolverà il problema in tempi brevi parlo di 2 o 3 mesi, sarò pronto anche a consegnare il titolo di capitale della cultura. Avete sentito il sindaco di Agrigento pronto a riconsegnare questo titolo ambitissimo e ricercato di capitale della cultura italiana nel 2025. Gesualdo Busacca, altro che non ci saranno ricadute per i turisti. Sì, purtroppo la situazione è veramente drammatica e questo è il momento di attivarci, e questo è il momento di mobilitarci. Per questo noi continueremo ad andare in piazza, continueremo a fare disobbedienza civile non violenta per chiedere al governo un fondo di riparazione per sostenere le persone che sono in prima linea, tra le più danneggiate dai disastri come la siccità. Quindi vi aspettiamo in piazza a Palermo il 28 aprile per un'assemblea popolare e poi andiamo insieme a Roma l'11 e il 25 maggio e vi invitiamo anche a lavare i panni e a lavare i piatti nelle fontane in segno di protesta. D'accordo, e vediamo, voi documentate se, chi e quanti aderiranno a questo appello. Tommaso Castronovo, secondo voi, dal vostro punto di vista, che cosa si può fare in concreto nell'immediato?
Quali sono le vostre soluzioni? Credo che bisogna assumere una maggiore consapevolezza sullo stato dell'arte, cioè oggi siamo di fronte ai cambiamenti climatici che non possono essere sottaciuti o ripresi solamente nelle occasioni in cui si presentano le emergenze. Bisogna saperci convivere e utilizzare tutte le opere di mitigazione e adattamento che sono messe a disposizione dalla tecnologia e soprattutto dalla natura. Quindi su questo bisogna abbracciare una visione che ancora oggi purtroppo manca nella classe politica e molto spesso manca anche nelle comunità di pensiero. Quindi su questo bisogna avere la capacità poi di adottare gli interventi adeguati alle misure che si vogliono contrastare. In questo caso appunto si passa sicuramente dalla riduzione dei consumi, degli sprechi, quindi bisogna progettare interventi sia infrastrutturali, ma bisogna sapere innanzitutto, So che su questo siete partire dalla d'accordo, su consapevolezza questa campagna di prevenzione e di informazione che la Regione vuole lanciare. Sì, l'unico rilievo che abbiamo fatto a questa campagna è che che è rivolta solamente agli usi civici. In realtà, appunto, sia gli usi industriali che gli usi agricoli hanno bisogno di essere razionalizzati per evitare appunto anche in questi settori sprechi enormi. Sono loro i maggiori aduttori di acqua anche potabile, francamente, e quindi in questo caso bisogna anche sapere intervenire per rendere utilizzabili le acque reflue depurate, che purtroppo anche in assenza di depuratori ancora oggi è una grave lacuna per la nostra regione, ma soprattutto laddove ci sono non sempre la qualità delle acque depurate è tale da essere utilizzata in agricoltura, ad esempio. Benissimo. Gibino, a chi diciamo, è particolarmente pessimista, il Presidente Schifani ha detto: so che a maggio dovrebbero arrivare delle piogge e quindi speriamo che un po' aiuteranno la situazione. Insomma, non ci resta che osservare il cielo a questo punto e le nuvole. Beh, diciamo che l'ottimismo del Presidente Schifani mi fa un po' sorridere. A un mese e mezzo di distanza. Beh, è molto anche voi li complicato consultate i meteorologi, i vostri che cosa dicono? Sono previste piogge? Beh, diciamo che se arrivassero le piogge nel mese di maggio sarebbe un po' la ciliegina sulla torta per l'agricoltura. Nel senso del secco. danno? Nel senso del danno? Esatto, abbiamo visto come l'anno scorso le piogge di maggio-giugno praticamente hanno decimato la produzione di uva da vino in Sicilia, hanno danneggiato molte produzioni, tra cui il fieno, danneggiato il grano. E spesso è molto complicato anche una pioggia in periodi sbagliati. Però è chiaro che oggi dobbiamo garantire sempre più la sopravvivenza delle imprese sui territori, perché c'è seriamente a rischio quest'anno che molte aziende non si trovino solo sul lastrico, ma non si trovano nelle condizioni di poter pagare i loro debiti proprio per i danni che riceveranno dalla siccità. Il danno ormai per l'agricoltura siciliana è fatto. Per quest'anno o anche per i prossimi anni? Sicuramente la siccità di quest'anno metterà a repentaglio anche le colture a valore aggiunto legnose. Mi riferisco per esempio agli agrumi o piuttosto che alle uve o alle colture caratterizzate da frutta polposa, quindi pesche e albicocche. Non potendole irrigare comprometteremo le produzioni degli anni futuri. Ma quindi come al solito noi cittadini dovremmo aspettarci dei rincari di questi prodotti? Beh, non penso che sia il problema di tutta Italia, è piuttosto che un problema oggi squisitamente siciliano. E qui non c'è il problema dell'aumento dei costi per il consumatore finale, c'è la sopravvivenza di molte famiglie che praticamente non sapranno come pagare i mutui che hanno contratto in questi anni. Ci sono delle imprese che non raccoglieranno completamente nulla dai loro campi e saranno sul lastrico, non potranno pagare i contributi che devono allo Stato. Quindi c'è veramente da salvare il salvabile a 360 gradi. Da quello che non potranno mettere in campo gli agricoltori a quello che praticamente è una mancanza di reddito a tutti gli effetti. È su quello che dobbiamo puntare probabilmente più
di altri temi e poi pensare sicuramente a una vera progettazione a questo tipo di emergenze per il futuro. Non ci siamo abituati a queste emergenze, quella che abbiamo vissuto nel 2002 era completamente diversa, venivamo da estati passate meno siccitose e gli invasi, soprattutto quelli consortili che sono deputati all'irrigazione dei campi, non si trovavano in una situazione così drammatica come si stanno trovando in questo anno. Ma soprattutto quindi gli questa allevatori... sarà peggio del 2002 perché sono state accostate queste due stagioni, sarà ancora peggio? Assolutamente sì, lo dicevo in apertura, gli allevatori non avevano fieno l'anno scorso, non avranno quest'anno perché l'anno scorso si è bagnato, quest'anno praticamente non è cresciuto, non ci sono stati pascoli, è una situazione drammatica, qui praticamente rischiamo seriamente che gli animali muoiano non soltanto perché stanno mangiando fieno ammuffito dell'anno scorso, ma perché non avranno niente da che mangiare quest'anno. Gli agricoltori non avranno niente da mietere, non avranno niente da raccogliere in termini di cereali e quindi sarà foraggiata l'importazione perché noi non avremo cosa offrire per la trasformazione in pane e in pasta, per esempio. Ma soprattutto produrremo dei frutti che saranno di scarsa competitività con il mercato. Il mercato vuole dei frutti belli e grossi, ma non irrigando non possiamo produrre prodotti a valore aggiunto importante, capaci di poter garantire la concorrenza sui mercati. Purtroppo un'altra voce che si va ad aggiungere alla lunga lista delle richieste e delle rivendicazioni che già gli agricoltori e gli allevatori da mesi, come sapete, con la protesta dei trattori hanno cercato di portare avanti. Allora il tempo a nostra disposizione è finito, io ringrazio Gesualdo Busacca di Ultima Generazione, Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, Ignazio Gibino, vicepresidente di Coldiretti Sicilia. Naturalmente grazie anche a voi che ci seguite come sempre da casa. Buon pomeriggio.